Un caro saluto che vi giunge da Santa Margherita Ligure. Questa mattina siamo con la Guardia Costiera, abbiamo qua il comandante Antonello Piras. Cosa faremo, comandante, questa mattina? Oggi ne approfitteremo per fare una visita alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, cioè il luogo dal quale vengono coordinate le attività di vigilanza sul litorale di giurisdizione del circondario, e dopodiché effettueremo un'uscita con i nostri mezzi navali al fine appunto di mostrarvi come avviene il consueto pattugliamento durante l'operazione Mare Sicuro. La giurisdizione del circondario di Santa Margherita Ligure si estende da San Fruttuoso di Camogli escluso fino a Moneglia compreso. Siamo in sala operativa. Sì, assolutamente. Questo, come anticipavo, è il locale dal quale vengono coordinate le varie operazioni di soccorso, soprattutto dal quale viene quindi anche monitorato l'impiego dei mezzi navali, ma anche di quelli terrestri e quindi delle pattuglie a terra. Esistono infatti appunto dei sistemi di comunicazione attraverso i quali noi gestiamo le pattuglie presenti sul territorio, in maniera tale da poterle poi smistare all'occorrenza nelle zone nelle quali appunto si verificano delle necessità. Qua sono all'opera, cosa stanno facendo? Sì, qua abbiamo appunto i nostri operatori che appunto svolgono un servizio di guardia in sala operativa. In questo momento stanno verificando la presenza di unità di porto all'interno dell'area marina protetta, perché questo sistema, l'AIS, Automatic Identification System, è un sistema che ci consente appunto costantemente di sapere non solo dove si trova l'unità, ma anche le proprie caratteristiche. Quindi in funzione di queste informazioni noi poi andiamo a tracciarle e verificare se queste unità stanno commettendo o meno delle infrazioni. Tutte le chiamate che noi riceviamo, sia quelle sui canali VHF via radio, quindi che le telefonate, quindi sui numeri di emergenza, con il collegamento anche con la Superiore Direzione Marittima e con l'112, oltre che il 1530, il numero blu per l'emergenza in mare, vengono puntualmente riportate in un registro, perché ovviamente è necessario avere contezza anche della dinamica degli eventi, e quindi uno degli strumenti fondamentali è quello di appuntare puntualmente l'ordine anche delle telefonate e quindi anche delle disposizioni che vengono impartite per gestire l'emergenza. Da quest'anno abbiamo un nostro operatore, quindi siamo entrati a pieno titolo a far parte dell'112, questo significa che quando l'utente digita questo numero di emergenza, nel momento in cui l'emergenza riguarda l'aspetto marittimo, allora a questo punto, essendo il coordinamento della ricerca e soccorso in mare di esclusiva competenza dell'autorità marittima, quindi della Guardia Costiera, la chiamata viene in automatico smistata all'ufficio più vicino, più prossimo alla zona dalla quale è provenuta la segnalazione. È comunque attivo su tutto il territorio nazionale, questo lo devo ricordare perché non tutte le regioni d'Italia sono inserite all'interno dell'112, è comunque quindi attivo su tutto il territorio nazionale il 1530, il numero blu gratuito che è attivo H24, 365 giorni all'anno, e che consente di indirizzare immediatamente il soccorso sull'autorità marittima, perché è dedicato per l'attività di soccorso in mare. Il sistema di funzionamento è molto semplice, nel senso che se questo numero viene digitato da un telefono fisso, a quel punto risponderà direttamente l'ufficio della Guardia Costiera più vicino al luogo della segnalazione, mentre invece se la segnalazione viene avviata da un telefono cellulare, la chiamata arriva in automatico alla centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che poi provvede a smistarla all'ufficio dipendente più vicino. Allora, ricordiamoci, 112 per tutte le emergenze. Nello specifico ci troviamo in barca amatoriale, si può dire così, in mezzo al mare, al nostro Tigullio, comunque possiamo fare il 1530. Assolutamente sì, quindi quando ci si trova in un'unità da diporto appunto e si dovesse verificare una situazione di emergenza o si percepisce che qualcun altro possa trovarsi in una situazione di emergenza, è fondamentale avere in mente questi due numeri, l'112 e il numero blu 1530. Ecco, vedo una cartina dalla nostra zona, naturalmente, Portofino, si parla sempre di riserva di Portofino. Sì. Ecco, che cosa sono le cose importanti che bisogna sapere parlando di riserva di Portofino? Allora, bisogna sapere che, come accade in altre parti d'Italia, nel territorio di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure,
esiste un'area marina protetta, l'area marina protetta di Portofino appunto. Questa mappa mostra come questa area marina protetta è organizzata, nel senso che da decreto istitutivo le aree marine protette sono divise in 3 zone. Abbiamo una zona di riserva integrale, la zona A, la zona Alfa, una zona di riserva generale, la zona Bravo, e la zona di riserva parziale, la zona Charlie. Qual è la differenza tra queste 3 zone? Le zone vengono individuate, quindi innanzitutto anticipiamo qual è il criterio. Le zone vengono individuate in funzione del grado di tutela a cui le stesse devono essere sottoposte. Quindi significa che la zona alfa, che appunto è quella di riserva integrale, è quella che ha manifestato la necessità di dover essere maggiormente tutelata. Pertanto potrete vedere già dalla mappa che molte attività non si possono fare, ovvero quasi nessuna attività si può fare. È possibile accedervi soltanto con i mezzi di soccorso o con mezzi utilizzati per scopi scientifici, mentre invece abbiamo poi la zona B di riserva generale, quindi questa qua, dove vedete che tra i vari simboli che raffigurano le diverse attività che si possono svolgere, solo pochi sono barrati, perché è una zona insomma, meno tutelata ma comunque sottoposta al vincolo, nel quale alcune attività si possono svolgere. Ad esempio la balneazione è consentita nella zona di riserva generale. Andiamo poi alla zona di riserva parziale, la cosiddetta zona cuscinetto, tra il termine della limite territoriale appunto dell'area marina protetta e il mare aperto, chiamiamolo così, quindi non sottoposto a vincoli particolari, dove invece la maggior parte delle attività si possono svolgere. Una cosa fondamentale, questo lo dico proprio perché è molto fondamentale spingere tantissimo sulla prevenzione. Nella zona C il regolamento dell'area marina protetta di Portofino prevede che non si possono ormeggiare unità di lunghezza superiore a 24 metri, perché altrimenti si è sottoposti a una sanzione penale. Quindi abbiamo poi il dovere di deferire all'autorità giudiziaria il comandante dell'unità che poi ormeggia in quest'area. Stiamo per salire, come si chiama questo automezzo? È una motovedetta di soccorso, è la Charlie Papa 883. E ci affiancherà anche? Sì, il Golf Charlie Alfa 95 è un battello pneumatico veloce che è molto versatile, oltre ad essere molto veloce ha anche delle grandi capacità manovriere e soprattutto una grande possibilità di avvicinarsi sotto costa, quindi in base al tipo di emergenza utilizziamo l'uno o l'altro. Come motovedette quanto ne avete? Abbiamo i 2 vedette, il gommone e la motovedetta che fanno base qui a Santa Margherita, e poi abbiamo nei 6 uffici locali marittimi dipendenti, abbiamo su questi 6 uffici locali marittimi 5 gommoni. Invece, visto che siamo nei dati, come sì. uomini? Come uomini abbiamo nella sede dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, quindi dove ci troviamo ora, abbiamo 35 persone, mentre invece nell'intero circondario, quindi comprensivo dei 6 uffici locali marittimi dipendenti, abbiamo 68 persone. E lei è comandante di tutto? Sì. Un bel impegno. Assolutamente sì, una grande responsabilità, e quindi l'impegno è sempre quello di fare in modo che il personale si senta il più tutelato possibile e guidato nella giusta via. Questo è il compito del comandante. Anche in sicurezza più possibile. Sì, assolutamente. Oltre che per gli utenti, la sicurezza in primo luogo deve essere anche appunto per il personale militare, che si trova molto spesso ad operare in situazioni molto molto pericolose. Anche perché noi utenti diamo per scontato che voi siete tanto bravi che insomma, però anche voi quando siete in mezzo alle difficoltà siete in difficoltà. Beh, diciamo che il mare deve essere rispettato, infatti al di là di quello che si può pensare, noi siamo i primi appunto a tenerlo in giusta considerazione, quindi quando si interviene per un'attività di soccorso siamo i primi che dobbiamo fare attenzione alle dotazioni e ad essere quindi adeguatamente equipaggiati per poter poi fornire quel servizio di soccorso che è fondamentale per l'utente. Si accendono i motori. Ecco, sì, siamo pronti, stiamo mollando gli ormeggi, per cui adesso i membri dell'equipaggio, che come potete vedere sono 3 persone, quindi il comandante, il copertista e il conduttore di macchina. Il copertista e il conduttore di macchina in questo caso stanno materialmente provvedendo a mollare le cime per consentire poi al comandante di condurre l'unità fuori dal porto. Ecco, noi siamo muniti di un salvagente speciale, chiamiamolo così. Delle cinture di salvataggio appunto che come è noto sono obbligatorie per tutti e appunto sono fondamentali, perché se si dovesse verificare una situazione di emergenza è opportuno appunto indossarla. Questo mezzo è definito?
Questo mezzo è la motovedetta di soccorso, ha le caratteristiche di essere definita motovedetta ogni tempo, per cui ha la capacità di essere impiegata in mare in qualsiasi condizione meteorologica. È molto performante, molto veloce, molto resistente al mare, ha delle grandi dotazioni di sicurezza, nel senso che a prua, vedete, queste sono le zattere di salvataggio, per cui al verificarsi di un'emergenza anche piuttosto grave vengono praticamente gettate in mare e quindi consentono di raccogliere, di dare appunto accoglienza agli eventuali naufraghi che devono essere recuperati. Questo ovviamente qualora l'equipaggio non riesca nell'immediatezza a recuperare tutti e trasportarli direttamente in sicurezza a bordo di questa motovedetta. Abbiamo 3 piloti, al centro abbiamo il comandante della motovedetta, e ai 2 lati abbiamo gli altri 2 membri dell'equipaggio, il copertista e il motorista, per cui ognuno a bordo ha un ruolo ben preciso, e questo è fondamentale perché soprattutto durante un'operazione di soccorso non ci si può permettere il lusso di perdere del tempo. Anche i minuti sono determinanti per la buona riuscita dell'operazione di soccorso, quindi il comandante deve avere la serenità di poter dare degli ordini che vengono recepiti chiaramente da persone che sono specializzate e sanno benissimo che cosa devono fare e quando devono farlo. Quest'estate, comandante, cos'è? Una estate tranquilla finora oppure avete già fatto qualche intervento particolare? Abbiamo già fatto diversi interventi e la cosa che stiamo notando, come avrete potuto apprezzare anche voi, è che il tempo è piuttosto instabile, per cui ci ritroviamo in situazioni nelle quali abbiamo una giornata di sole che poi improvvisamente cambia e subentra il cattivo tempo. Questo ovviamente è un fattore di complicazione in più, perché il diportista che magari non ha curato con attenzione anche la visualizzazione del bollettino meteo si ritrova magari a dover gestire una situazione di mare che non era preventivata, non era prevista, e quindi potrebbe avere qualche difficoltà. Questo comporta quindi la necessità da parte nostra di essere ancora più attenti e quindi essere pronti ad intervenire nel momento in cui si verifichi una situazione di emergenza. Intanto dalle immagini di Francesco vediamo l'altro gommone vostro. Esatto, questo è il Golf Charlie Alfa 95, è un battello pneumatico veloce, anch'esso molto performante, che molto spesso viene utilizzato anche in attività di soccorso per dare supporto alla motovedetta sulla quale ci troviamo imbarcati. È un mezzo che utilizziamo tantissimo per l'attività di pattugliamento delle coste e soprattutto in area marina protetta, perché poi, come avremo modo di vedere, nell'area marina protetta di Portofino appunto si rende necessario, ovviamente essendo un'area marina protetta, di porre in essere un'attività di vigilanza molto attenta, e occorre avere un battello che sia un battello veloce, che sia molto performante, che quindi ti consenta di avvicinarsi tantissimo sotto costa, soprattutto per verificare se c'è una situazione di emergenza e quindi per dover trarre in salvo le persone, ma anche per effettuare un'attività di verifica e di controllo. Attività di verifica e di controllo che ritengo opportuno sottolineare deve essere sempre di carattere preventivo. Il nostro ruolo è quello di garantire che le operazioni in mare si svolgano in sicurezza. Poi, nel momento in cui ci sono delle situazioni particolari per le quali è necessario adottare dei provvedimenti, quindi elevare sanzioni, siano esse amministrative o penali, questa però deve essere vista come l'ultima ratio. Bisogna dire, ritornando un pochino a quest'estate, che però a volte il tempo cambia in maniera veloce. Sì. Probabilmente voi avete tutti gli strumenti, anche il diportista sarà in grado, ma in mezzo al mare, dal sole, improvvisamente vento, un tuono, pioggia, quello è prevedibile, questo oppure no? L'opportunità di fare riferimento e di visualizzare il bollettino meteo non soltanto del porto di partenza ma anche della zona di destinazione è determinante per far sì che non si verifichino situazioni di emergenza. Però è anche vero che molto spesso ci sono delle condizioni climatiche che cambiano repentinamente e non sono preventivabili. Ecco perché più si riesce a prevenire, quindi se già si ha un minimo dubbio che la situazione non possa essere tranquilla, è meglio evitare e rimandare l'uscita a una giornata più tranquilla, in maniera tale da limitare statisticamente le situazioni di emergenza. Ci siamo fermati e probabilmente stiamo per sottoporre a controllo un'unità da diporto che abbiamo di prua, quindi nella vista frontale della nostra motovedetta. Adesso vedrete che il Golf Charlie Alfa 95 procederà a sottoporre a controllo questa unità da diporto. Questo perché
perché oggi avremo la possibilità di procedere al rilascio del cosiddetto bollino blu. Che cos'è il bollino blu? Il bollino blu è un'iniziativa che è nata nel 2013, inizialmente disciplinata con una direttiva del signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che era finalizzata ad evitare la cosiddetta duplicazione dei controlli di routine. Che cosa significa questo? Significa che si era percepita una sorta di lamentela, di malessere dovuto al fatto che diverse unità di porto potevano essere sottoposte più volte a controllo da diverse forze di polizia per i semplici controlli di routine. Allora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, congiuntamente con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, hanno deciso di avviare questa iniziativa. Il signor Ministro appunto ogni anno con una direttiva disponeva che venissero distribuiti su tutto il territorio nazionale presso i nostri uffici dei bollini blu, che poi venivano consegnati in parte anche alle altre forze di polizia operanti in mare, affinché a seguito di un controllo di routine, quindi parliamo del controllo della dotazione di sicurezza, dei documenti di bordo e la regolarità del titolo, come sta succedendo adesso, sta avvenendo ora, se questo controllo di routine ha esito positivo viene rilasciato un bollino blu, viene compilata una scheda di controllo che rimane agli atti e il bollino blu viene materialmente affisso in una parte ben visibile dell'unità, in maniera tale che alla successiva navigazione il diportista avrà la serenità che, qualora non commetta infrazioni e si trovi a navigare regolarmente, non verrà nuovamente sottoposto a controllo. E da quest'anno è stato inserito a pieno titolo nel codice della nautica da diporto, quindi ha assunto una rilevanza maggiore perché è stato disciplinato con una norma di rango nazionale. Quindi questo significa che il legislatore ha avvertito l'opportunità di far sì che divenisse un qualcosa di sistematico l'utilizzo del bollino blu, proprio per garantire, come dicevamo prima, quella grande serenità del diportista. È un po' come se noi decidessimo di sottoporre a tagliando la nostra macchina prima di effettuare una vacanza, perché c'è anche la possibilità di rilasciarlo in porto, cioè il diportista si può anche prenotare il controllo, sottoporsi volontariamente al controllo, in maniera tale che vengono verificate le dotazioni di bordo, le dotazioni di sicurezza, i documenti di bordo e all'esito del controllo viene appunto rilasciato il bollino blu e uno può intraprendere serenamente la propria navigazione. Controllo è andato bene? Assolutamente sì, come potete vedere il membro dell'equipaggio del Golf Charlie Alfa 95 sta provvedendo materialmente alla consegna del bollino blu, che ora verrà posizionato in una parte dello scafo ben visibile, in maniera tale che le altre unità insomma, che dovessero sottoporre a controllo questo piccolo gozzo hanno la possibilità appunto di capire che l'unità è già stata sottoposta a controllo con esito positivo. Ovviamente questo non significa, perché bisogna precisarlo, che l'unità non potrà più essere sottoposta a controllo. Faccio un esempio: se l'unità dovesse navigare in zona non consentita è evidente che verrà nuovamente fermata e ovviamente il controllo andrà finalizzato ad accertare la violazione commessa e a contestare quindi poi l'eventuale illecito. Questi diportisti che sono stati controllati ed è tutto ok? Sì, tra l'altro sottolineo anche, visto che vedo la presenza a bordo di una bambina, il fatto che hanno a bordo le dotazioni di salvataggio, ovviamente, quindi anche i giubbotti di salvataggio, e sebbene non obbligatorio hanno avuto la buona norma, la buona accortezza di farlo indossare alla bambina in via precauzionale. Se si dovesse verificare una situazione di emergenza o dovesse cambiare il tempo improvvisamente, sicuramente i due adulti non hanno la preoccupazione di dover anche pensare a fare indossare il giubbotto di salvataggio alla bambina che si trova a bordo. Siamo in posti meravigliosi, di preciso. Ci troviamo a San Michele di Pagana, siamo appunto in una zona dal punto di vista naturalistico molto attraente e stiamo navigando in prossimità della zona riservata alla balneazione. Come vedete, infatti, queste boe rosse con le cime terrozzate individuano la zona riservata alla balneazione. Cosa vuol dire? La zona nella quale il bagnante può tranquillamente appunto fare il bagno senza avere il pericolo di essere appunto coinvolto o incontrare delle unità che navigano. Ma proprio accanto a queste boe rosse vediamo che ci sono due gavitelli di colore giallo. Questi due gavitelli di colore giallo individuano invece il cosiddetto corridoio di lancio. Cioè, che cosa è? È quella corsia che consente, come stiamo vedendo ora
con il nostro mezzo, il Golf Charlie Alfa 95, che consente alle unità di raggiungere la costa senza andare a intaccare la serenità e la sicurezza della balneazione. Queste sono delle disposizioni contenute nelle ordinanze di sicurezza balneare che sono emanate dal capo del circondario, quindi in questo caso, visto che la giurisdizione è quella di Santa Margherita Ligure, dal sottoscritto, che appunto impongono l'obbligo di individuare delle zone riservate alla balneazione distinguendole da quelle appunto destinate alla navigazione, perché questo che cosa significa? Significa che se da un lato bisogna porre attenzione a non entrare, sconfinare all'interno dello specchio acqueo riservato alla balneazione, quindi questo è un obbligo del diportista, dall'altra parte il balneare deve fare attenzione a non fare il bagno al di fuori della zona riservata alla balneazione senza segnalarsi, perché capite bene che il diportista poi ha delle difficoltà a percepire la singola testa di un uomo in mezzo al mare, e quindi questo può essere un problema da un punto di vista della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Noi qua allora siamo nel famoso corridoio di lancio, così chiamato. Proprio la parte classica, no? Perché c'era una prima parte che abbiamo notato ora a San Michele di Pagana, la parte più distante. Qua vediamo queste due boe rosse con la bandierina, sono proprio quelle classiche previste dall'ordinanza balneare, cioè sono proprio quelle che individuano il cosiddetto corridoio di lancio. Comandante, qua vediamo proprio una delimitazione. Sì, vediamo proprio davanti a una concessione demaniale marittima per posa, ombrelloni e sdraio, asserviti a degli hotel che si trovano sul territorio. Il titolare ha correttamente delimitato la zona riservata alla balneazione con queste boette rosse, in maniera tale appunto da far sì che i clienti del proprio stabilimento possano tranquillamente fare il bagno senza avere appunto il pericolo di essere travolti da unità che si trovano a navigare in zona. E al contempo è anche utile per il diportista la presenza della zona, la delimitazione della zona riservata alla balneazione, perché come vedete già visivamente si vede che l'area è delimitata e quindi preclusa la navigazione. E ora invece vediamo più avanti, dove ci sono queste due boe rosse, abbiamo anche la presenza del corridoio di lancio, cioè queste due boe rosse più grandi con la bandierina individuano la zona che il diportista, faccio un esempio, ha la necessità di sbarcare in sicurezza uno dei membri dell'equipaggio, uno dei presenti a bordo, accede alla costa entrando dentro il corridoio di lancio, dove ovviamente non posso trovare nessuno che fa il bagno, e questa appunto è quindi la conformazione regolare, quindi è la materializzazione di quello che è previsto nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure. Ci troviamo proprio qua dai comandi. Sì, da qua dai comandi, questo è il punto in cui si procede a condurre l'unità in navigazione, e di un'unità appunto ogni tempo, in quanto è dotata di dispositivi doppi e a prova di affondamento e di ribaltamento, e un'unità destinata principalmente al soccorso in mare e costiero fino a 20 miglia dalla costa, anche se il personale è abilitato al soccorso anche oltre le 20 miglia dalla costa. Ecco, strumentazione ce n'è tanta. La strumentazione si divide, diciamo, di strumentazione che per il controllo del motore, che è affidata al motorista che è sulla mia destra, e la strumentazione per la navigazione, che è affidata appunto al copertista che è sulla mia sinistra, e poi tutti gli apparati di telecomunicazioni che sono sdoppiati in modo da far operare entrambi gli operatori e avere una seconda, in caso di guasto, avere una seconda radio disponibile per le comunicazioni. E lei deve coordinare il tutto? Sì, coordino le operazioni, anche perché sulla zona di soccorso poi l'unità della Guardia Costiera diventa il comandante della scena, OSC, On Scene Commander, e deve dirigere sul posto le operazioni di soccorso. Ecco, negli interventi in genere in quanti siete su questo mezzo? In genere siamo sempre in 3 come adesso, più un operatore sanitario che è un operatore del CISOM, e oggi non è potuto venire, però in genere c'è a bordo per prestare i primi interventi di soccorso, anche se però tutti gli operatori a bordo, i militari, tutti e 3 militari, siamo abilitati al BLSD, quindi la rianimazione con la rianimazione avanzata
Però se siete in 3, ad esempio, per soccorrere una persona in mare bisogna poi lasciate la spostazione. In genere il copertista, quello a sinistra, se deve operare è il copertista che opera, perché diciamo il motorista è più indispensabile al motore e all'unità. Ecco, come velocità un mezzo così quanto va? Questo mezzo non è estremamente veloce, fa 31 nodi a velocità massima, adesso con questo mare potrebbe sviluppare una velocità di 31-32 nodi. La cosa interessante è che anche con un mare formato, magari 1 metro d'onda, 1,5 metri d'onda, riesce a sviluppare una velocità di circa 15-20 nodi, quindi riesce comunque ad arrivare ad avere delle prestazioni con mare formato molto alte, e quello è più interessante per prestare soccorso, non tanto la velocità col mare piatto, ecco, ma diciamo le prestazioni col mare formato che interessano. È molto sicura, dispone di vetri blindati in caso di forti mareggiate, e un'unità sicura sotto questo aspetto. Lei è tanto che fa questa attività, la voleva fare fin da bambino? Com'è la sua storia? No, io mi sono trovato a fare io vengo dalla Valtellina, quindi non sono proprio un marinaio, mi sono trovato a fare il marinaio, quindi mi è piaciuto e ho continuato. Sono tornato a bordo dopo un periodo di comando a Rapallo e sono tornato a bordo sull'800, da 2 anni sono tornato a fare il conduttore. Ci avviciniamo alla spiaggia anche dei cani. Sì, ci troviamo sempre nel litorale di Santa Margherita Ligure, dove appunto l'amministrazione comunale ha individuato una spiaggia alla quale possono accedere i cani. Questa è una previsione normativa che troviamo nell'ordinanza del comune, perché fino ad ora abbiamo parlato dell'ordinanza di sicurezza balneare dell'autorità marittima del capo del circondario, ma è anche vero che sulla base delle competenze che sono state di gestione del demanio marittimo, che sono transitate dallo Stato alle regioni, dalle regioni ai comuni, i comuni, i sindaci hanno la competenza di emanare un'ordinanza definita balneare, non di sicurezza balneare, ma balneare in genere, nella quale vengono individuate tutta una serie di prescrizioni relative alla modalità di gestione delle spiagge. Vi faccio degli esempi pratici in maniera tale da capirci meglio. La possibilità, infatti vediamo su questa spiaggia ci sono dei cani, la possibilità di portare dei cani in spiaggia non è vietata, è consentita solo nelle spiagge individuate, quindi il comune cosa fa? Le individua e fa sì che il turista che ha con sé il cane può tranquillamente andare al mare, però senza recare disturbo agli altri, perché ovviamente in quella spiaggia si ritroverà con altri turisti che hanno lo stessa tipologia di esigenze. Oppure, se io devo sapere se sulla spiaggia si può giocare o meno con la palla, ovviamente la risposta è no, nel senso che non si può fare a meno che non ci siano dei campi di beach volley individuati. Un po' di palleggi a riva del mare non si può fare. Allora, praticamente sulla spiaggia no, in acqua sì, in acqua è possibile, non lo si può fare sulla spiaggia. Questo perché è sempre il famoso discorso di avere rispetto degli altri. Se io mi metto a giocare in acqua do meno fastidio rispetto a farlo sulla spiaggia, dove magari c'è qualcuno che sta riposando e ricevere insomma la pallonata addosso non è proprio il massimo. Ecco, anche questo tipo di previsione normativa la troviamo all'interno dell'ordinanza balneare dei comuni. Tra l'altro la vediamo, scusi, vediamo proprio che è frequentata, ci sono diversi cani in questo momento. Sì, assolutamente, perché ripeto, sono tanti i turisti che hanno gli amici a 4 zampe, no? E quindi è giusto dare anche a loro la possibilità di fruire di queste bellissime coste senza dover arrecare disturbo agli altri, e facendo sì che anche il cane abbia la possibilità appunto di farsi un bagnetto, come sta accadendo, no? Stiamo entrando nell'area protetta. Assolutamente sì, abbiamo appena scapolato una parte di litorale che si chiama Punta Pedale, dove prima abbiamo visto accanto la spiaggia destinata ai cani, e ora procederemo nella navigazione accedendo ad una parte di particolare pregio ambientale all'interno dell'area marina protetta, la Baia di Paraggi che ricade a metà nel territorio di giurisdizione del comune di Portofino e di Santa Margherita Ligure, caratterizzata dalla presenza di un lido sabbioso con una colorazione molto chiara, molto bella, quindi anche da vedersi. È una zona di grande anche attraenza turistica, ovviamente, perché è una delle poche spiagge che abbiamo nel circondario con queste caratteristiche, se non l'unica, anche per colorazione delle acque. Come vedrete, all'interno della Baia di Paraggi ovviamente è preclusa la navigazione, tant'è vero che l'area marina protetta, in collaborazione con i comuni di Portofino e Santa Margherita, nonché i
i titolari degli stabilimenti balneari che si trovano all'interno della baia hanno investito per potenziare l'attività di prevenzione e di tutela di questa baia, perché capite bene che essendo così bella ma soprattutto così fragile, per far sì che venga conservata nel tempo è necessario tutelarla. Proprio per questo motivo sono state posizionate delle panne galleggianti che hanno la caratteristica di consentire che gli eventuali rifiuti trasportati dal mare si fermino in queste panne senza arrivare quindi in spiaggia sotto costa, ma al contempo garantiscono la circolazione delle acque, quindi non è un vero e proprio sbarramento totale, fa sì che però si crea, come vedremo, una sorta di piscina naturale, perché rimane l'acqua pulita, viene effettuato un servizio di raccolta dei rifiuti che si vanno poi a depositare lungo le panne galleggianti, e quindi questa è un'altra di quelle iniziative che ha fatto mettere in mostra come la sinergica collaborazione tra le varie amministrazioni, e in questo caso anche tra pubblico e privato, ha poi dei ritorni assolutamente positivi per l'ambiente. Possiamo vedere, arriviamo in quella che diceva, che spiegava che non si può far niente. Allora, adesso in realtà siamo ancora nella zona Charlie, quindi la cosiddetta zona cuscinetto tra l'area non sottoposta a vincolo e invece l'inizio dell'area marina protetta. La zona invece... Qua è molto identificabile, perché chi va a Portofino, quando andiamo, vediamo, ci ricordiamo di queste zone, e qua non c'è nessuna delimitazione, si può fare il bagno, non ci sono... particolare boe, vedo. No, qua si può fare il bagno, come dicevamo prima, siccome la costa è rocciosa, la zona riservata alla balneazione si estende a 100 metri dalle coste rocciose, quindi vuol dire... Infatti vediamo là una piccola spiaggia. Esatto, qua c'è una piccola spiaggetta dove appunto chi intende fare il bagno, tra l'altro vediamo che c'è appunto un nuotatore, lo può fare purché non si allontani da più di 100 metri. Ora siamo arrivati a Paraggi, eccoci qua. Queste sono le famose panne galleggianti di cui vi parlavo, che creano appunto questa situazione di la cosiddetta piscina naturale. Vedete, ci sono degli stabilimenti balneari che sono quelli che hanno collaborato all'attività di posizionamento di queste panne, insieme ovviamente come capofila all'area marina protetta, ed è un ottimo deterrente anche per impedire che ci sia uno sconfinamento da parte delle unità di porto all'interno di questa baia, dove si può quindi tranquillamente nuotare in sicurezza. Ci sono, vediamo di là, anche dei canoisti, quindi ecco, si svolgono diverse tipologie di attività. In canoa si può andare? In canoa si può andare. Il divieto di cui parlavo prima, ad accedere alla zona riservata alla balneazione, è esteso soltanto ai natanti a motore. Qua abbiamo Baia Cannone, questa piccola baia delimitata da altre panne di tipo galleggiante. Stiamo procedendo appunto nella nostra navigazione in diretta, ci aggiorniamo sulla giurisdizione di ponente del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure. Qualche onda, ma questa non è perché aumenta il mare, no? No, queste sono onde di ritorno, probabilmente dovute a qualche unità in transito, fermo restando che adesso noi stiamo arrivando a Punta Portofino, e solitamente quando si scapola a Punta Portofino, quindi siamo sempre in area marina protetta e si prosegue verso San Fruttuoso, essendo meno, si dice in gergo marinaresco, ridossato, quindi meno protetto lo specchio acqueo, ovviamente si risente maggiormente anche dalla semplice brezza marina, e quindi si percepisce un po' di più la presenza di onde. Il famoso faro di Portofino. Sì, esatto, siamo proprio davanti al faro di Portofino, che è anche la sede, oltre che del fanalista di Marifari, che tra l'altro del comando della Marina di zona Fari. Abbiamo anche l'alloggio del titolare dell'ufficio locale marittimo di Portofino, cioè uno degli uffici che dipendono dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, perché nella giurisdizione di cui parlavo prima, territoriale, da San Fruttuoso di Camogli escluso fino a Moneglia, l'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha 6 uffici locali marittimi dipendenti. Il primo, ora procedendo, è Portofino, subito dopo abbiamo Rapallo, abbiamo poi subito dopo ancora Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Riva Trigoso. La maggior parte sono tutti retti da sottufficiali, che sono in realtà i comandanti dei porti, no? Anche se l'unica eccezione è quella di Sestri Levante, dove nel comune di Sestri Levante abbiamo 2 uffici locali marittimi, quello di Sestri Levante e quello di Riva Trigoso.
Questo perché il presidio di Riva Trigoso ci consente di avere una giurisdizione estesa fino a Moneglia, quindi con la possibilità di effettuare un pattugliamento anche nella parte più distante del circondario, dove poi inizia la giurisdizione della Capitaneria di Porto di La Spezia. Ci stiamo spostando verso Sessi Levante, così facciamo un saluto a tutto il nostro Tigullio. Assolutamente, ora dirigiamo la nostra navigazione verso la parte estrema di Levante di giurisdizione del circondario di Santa Margherita Ligure, così appunto avremo il modo anche di vedere anche le altre bellissime coste che ricadono nel nostro territorio, anche perché giustamente ci sono le diverse amministrazioni comunali, no? Che poi hanno giurisdizione sul territorio, che è opportuno andare a salutare, ancorché idealmente sulla costa. Della vostra presenza, come lo fanno gli altri, ne so, polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, nelle nostre scuole, nei nostri ragazzi, anche per voi è così? Sì, quest'anno in analogia a quanto è accaduto negli anni scorsi, però quest'anno con una novità, perché noi ogni anno facciamo appunto degli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Quest'anno i nostri incontri sono stati finalizzati non soltanto alla materia della sicurezza della navigazione e sicurezza della balneazione e alla illustrazione dei molteplici compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto. Abbiamo deciso quest'anno, su indicazione specifica, disposizione specifica del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il Ministero dell'Ambiente, di avviare una campagna nazionale di tutela ambientale, la quinta quest'anno, che tra le varie linee di attività ha visto quella della prevenzione che si concretizza non soltanto con la presenza sul territorio, ma anche con l'incontro formativo con i ragazzi nelle scuole. Devo dire che c'è stata una risposta molto molto importante da parte dei vari dirigenti scolastici e anche delle amministrazioni comunali. Tant'è vero che durante le conferenze, molte delle quali le ho tenute personalmente, mi è capitato di avere un feedback recependo quelle che sono state poi le domande che mi sono state poste al termine delle conferenze, ma molto molto importanti, e soprattutto dalle scuole primarie. Quindi questo ci fa capire che, trattandosi del futuro, no? Delle generazioni future, fare in modo che per poter preservare l'ambiente si investa nella cultura ambientale, no? Delle prossime generazioni è determinante, perché questi che oggi sono dei bambini domani saranno la società del futuro, e se loro già hanno inculcato fin da piccoli il culto, no? del rispetto dell'ambiente, sicuramente abbiamo dei grandi margini di manovra e la possibilità soprattutto di far sì che le bellezze che noi oggi stiamo vedendo via mare siano visibili anche ai nostri posteri. Da Portofino a Sessi Levante è una bellissima cartolina. Sì, assolutamente, abbiamo raggiunto il penultimo comune ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure. In questo momento ci troviamo in particolare nella Baia del Silenzio, un'altra zona da un punto di vista ambientale e da un punto di vista morfologico molto molto bella, fonte insomma di attrazione da parte di molti turisti provenienti sia da mare che da terra, e dove appunto anche la nostra attività è molto concentrata, soprattutto nel periodo estivo, perché ovviamente abbiamo visto alle nostre spalle abbiamo anche delle unità a vela, e è fondamentale far sì che la nostra presenza assicuri un corretto svolgimento di tutte le attività, quelle appunto diportistiche ma anche quelle balneari. Ecco, proprio qua alle nostre spalle, al di là di questo bellissimo scenario, vediamo che c'è una bandierina segnalata e un sommozzatore. Questo è un subacqueo che sta rientrando, d'altra parte addirittura
lui ha posizionato direttamente il proprio fucile subacqueo nella boa di segnalazione, quindi sta adesso rientrando probabilmente dalla propria battuta di pesca in sicurezza, quindi sprovvisto del proprio fucile con soltanto appunto con le pinne, la propria muta e la maschera, tenendo appunto l'attrezzatura da pesca, il fucile in particolar modo, che è quello più pericoloso, sopra la propria boa di segnalazione. Questa boa a Sessi come è regolamentato? Qui abbiamo praticamente una duplice disciplina, nel senso che l'ordinanza di sicurezza balneare, come vi dicevo prima, varia anche in funzione del tratto di costa. Tant'è vero che abbiamo una zona riservata alla balneazione di 200 metri più un'altra zona cuscinetto di altri 200 metri, nella quale praticamente anche le attività, diciamo, destinate alla navigazione devono essere svolte con maggiore cautela, proprio per far sì che questa zona di particolare pregio ambientale non venga sottoposta a rischi ulteriori dovuti appunto a un accesso indisciplinato delle unità di porto. Di fronte infatti abbiamo anche delle zone dove vedete sono anche molto ordinate, no? Ci sono degli ormeggi ordinati delle unità di porto che sono comunque fuori dalla zona riservata alla balneazione, perché se noi accedessimo dietro a questa zona, appunto lì potremmo vedere soltanto la presenza dei bagnanti. Ora procediamo con la nostra navigazione, rientrando potremo vedere appunto il porto di Sestri Levante dietro la Baia del Silenzio, e poi proseguendo avremo prima Lavagna e poi Chiavari. Comandante, se mi posso permettere, stavo pensando ai nastrini, un po' ai vostri gradi, puoi dirci qualcosa? Sì, allora sulla nostra divisa, così come accade per le altre divise, è previsto, ci sono ovviamente delle disposizioni precise di Forza Armata, ma anche a livello generale del Ministero della Difesa. È previsto che si possano indossare appunto dei riconoscimenti, appunto questi nastrini che vedete in questa configurazione in questo modo, invece nelle uniformi da cerimonia con le vere e proprie medaglie, perché poi ad ogni nastrino corrisponde poi una medaglia che può essere attribuita per una missione all'estero piuttosto che per un'attività di partecipazione alla protezione civile, oppure l'appartenenza o meno a un ordine cavalleresco, oppure una medaglia data da un ordine cavalleresco come segno di riconoscenza per un'attività particolare svolta. E quindi appunto nel mio caso sono dei nastrini che mi sono stati conferiti a seguito delle diverse attività che si svolgono in servizio. Lei da piccolino voleva fare il comandante di una guardia costiera? Allora, diciamo che il mare è sempre stata la mia passione e da piccolino ancora non conoscevo la bellissima realtà del corpo dei capitani di porto guardia costiera. Poi però crescendo al liceo ho iniziato un attimo ad approfondire meglio questa realtà e devo dire che ne sono stato affascinato soprattutto per il fatto che siamo appunto un corpo che ha la maggior parte delle proprie funzioni le svolge all'esterno della Forza Armata stessa. Parlava di pesca, qua a Sestri Levante sono famosissimi, sono dei bravissimi pescatori. Assolutamente sì, è uno dei porti dove oltre a Santa Margherita Ligure sono i due porti base, no? Dove abbiamo la principale flotta peschereccia del circondario. Rapporto di collaborazione molto spinto con tutto il ceto peschereccio, che appunto sia i pescatori, diciamo, inseriti all'interno di cooperative che quelli appunto che operano in maniera individuale hanno instaurato con noi un ottimo rapporto, percepito una grande sensibilità anche per la tutela della risorsa ittica. Proprio la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro a Santa Margherita Ligure dove c'erano appunto i rappresentanti dei vari ceti pescherecci sia di Sestri Levante che di Santa Margherita in un progetto denominato Tarta Life. Praticamente è un sistema di pesca nuovo che consiste appunto nell'utilizzare delle reti che hanno la capacità di evitare che rimangano vincolate nelle stesse delle tartarughe. Ecco, il vedere una grande partecipazione da parte del ceto peschereccio fa capire che sono molto ben inseriti in quel famoso concetto di sistema, no? Di tutela dell'ambiente marino, inteso non soltanto nella bellezza delle acque ma anche nella tutela delle risorse ittiche che sono insistenti appunto in questi bellissimi tratti di costa, in questi bellissimi specchi acqui. Questo appunto è un porto, come vedete, anche abbastanza ordinato, dove noi abbiamo un nostro ufficio locale marittimo che appunto fa base qua, retto da un maresciallo, che ha appunto la competenza a svolgere il comandante del porto, quindi è deputato a vigilare e disciplinare
le attività di accosto e di gestione degli ormeggi all'interno del porto. Siamo entrati nel territorio del comune di Lavagna, Cavi di Lavagna, dove possiamo vedere alle nostre spalle appunto diverse spiagge anche in concessione, quindi con quegli stabilimenti balneari, mentre invece dall'altro lato di fronte possiamo notare la presenza di un impianto di iticultura. Ecco, questo a testimonianza della presenza di differenti tipologie di attività che si svolgono sul mare, no? Quindi oltre a quelle di portistico-balneari di cui abbiamo parlato prima, ci sono anche delle attività produttive come quelle appunto della pesca e degli allevamenti di pesce, quindi il circondario insomma è abbastanza vasto e rappresenta bene le diverse tipologie di attività commerciali che si svolgono. In caso di difficoltà, di necessità, come parte la macchina dei soccorsi in mare? Allora, in caso di difficoltà o di necessità, se si è a bordo di una unità di porto, ci sono due modalità principali: la chiamata di soccorso sul canale VHF, il canale 16, oppure se si ha a disposizione il telefono cellulare, molto diffuso, si possono digitare due numeri, l'112, il numero unico di emergenza, che nel caso specifico abbiamo visto è pienamente attivo anche per quanto riguarda la presenza della Guardia Costiera, oppure il numero blu, il 1530, attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Attraverso questi tre canali, no? Quindi questi due numeri telefonici più il canale VHF, è possibile richiedere soccorso. La cosa fondamentale è, durante la richiesta di soccorso, essere molto concisi nelle comunicazioni, ma dare le informazioni essenziali, quindi cercare di descrivere innanzitutto la situazione a bordo, quindi sapere quante persone ci sono, se ci sono dei bambini, se ci sono degli anziani e se c'è qualcuno che ha delle patologie particolari, nonché individuare il quanto più possibile dove ci si trova. Questo perché consente a noi, quando interveniamo, di essere molto più efficienti e efficaci, perché ovviamente potete immaginare come una situazione di incertezza già sulla posizione comporta necessariamente un'attività di ricerca più lunga e quindi un ritardare i soccorsi. Volevo anche dire che da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda le emergenze sanitarie, abbiamo praticamente quest'anno, così in analogia a quanto accaduto l'anno scorso, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto a livello nazionale prima e a livello locale poi tra la direzione marittima e il corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, abbiamo avuto la possibilità di integrare il nostro equipaggio nel fine settimana e nei giorni festivi con due unità, un infermiere e un medico volontari. Questa è un'attività molto importante che ci ha consentito di incrementare ancora di più il livello di efficienza e di efficacia del soccorso, perché come potete immaginare anche il semplice mal di mare a bordo di unità di porto può diventare un problema se magari a soffrire di mal di mare è proprio il conduttore, no? E quindi la possibilità di prestare un'immediata assistenza anche di carattere sanitario non è da sottovalutare, perché il nostro equipaggio, come avete visto, di questa motovedetta è composto da 3 persone. Capite bene che se le condizioni appunto del mare sono come quelle odierne, la possibilità di intervento da parte dei 3 è molto più facile rispetto ad altre situazioni nelle quali invece, se c'è anche un'emergenza sanitaria, avere pronto a bordo un medico piuttosto che un infermiere mi consente di gestire la parte navigazione e soccorso in un determinato modo molto più agevole rispetto a quella anche della complicazione di carattere sanitario. L'anno scorso è capitato, durante questo tipo di attività di collaborazione, proprio in prossimità di un impianto di pesca, che un diportista è inavvertitamente finito nella propria navigazione nell'impianto di pesca e nel cercare di vincolare la propria unità si è lacerato una mano.
siamo intervenuti e il personale medico presente a bordo ha provveduto anche a dare una pronta assistenza medica per circoscrivere appunto la ferita e quindi evitare un'eccessiva perdita di sangue anche nel trasferimento dal punto del soccorso fino ad arrivare appunto a terra, dove in porto c'era già il personale medico del 118 pronto ad attenderlo. Alle nostre spalle c'è il porto di Lavagna, salutiamo anche l'amministrazione di Lavagna. Assolutamente sì, abbiamo qua una realtà portuale tra l'altro anche abbastanza importante da un punto di vista turistico, perché è un porto turistico molto ampio. Abbiamo anche qui un altro ufficio locale marittimo, quello di Lavagna, sempre dipendente da Santa Margherita Ligure, quindi anche in questo caso estendo appunto i nostri saluti all'amministrazione comunale e a tutti gli operatori a 360 gradi. Stiamo vedendo proprio la foce dell'Entella, che vista da qua è proprio, insomma, non sembra questa nemmeno divisione tra Chiavari e Lavagna, sembra una stessa città. Sì, esatto, c'è una sorta di continuità. Devo dire che questa è una caratteristica che accomuna molto questo territorio, perché anche nel passaggio da Santa Margherita a Rapallo, se non fosse per un cartello nella parte stradale, intendo, quasi non riesci a percepire. Questa è la differenza di giurisdizione. Questo però credo che sia un ulteriore fattore di forza di questo territorio, no? Vediamo tanti campanili, no? Abbiamo visto da Santa Giulia, Cogorno, Brecaneca, Chiavari, Rialto, Sulevi, Le Grazie, no? Che dominano la vista, la visuale, no? Con lo sguardo ti colpiscono. Contribuiscono secondo me ad accrescere ancora di più la bellezza di questi posti, anche perché poi sappiamo benissimo che oltre alla visuale esterna anche le realtà, quelle più piccoline, hanno delle vere e proprie opere d'arte all'interno, costituiscono, tant'è vero che costituiscono anche una grande attrattiva turistica, oltre che il compito primario appunto di avere un momento, un luogo nel quale potersi raccogliere, no? Anche in preghiera per le persone che poi sono meno fortunate di noi, no? Perché ricordiamoci che poi ora ci troviamo in una situazione molto tranquilla, molto bella, ma in altre parti del mondo e anche d'Italia questo non è sempre così, no? Ci sono delle persone che soffrono, che non possono permettersi di avere l'opportunità di vivere il mare in questo modo. Ecco, quindi magari la presenza sicuramente anche di queste realtà, di questi luoghi di culto, ci consente in qualche modo di unirci, no? Perché quantomeno dedicandogli il nostro pensiero sicuramente cerchiamo e speriamo appunto che poi ci sia qualcuno che ci ascolta e che magari faccia sì che le cose possano cambiare, che magari anche loro abbiano l'opportunità di fruire di questi bellissimi tratti di costa. Ecco, anche per voi nel vostro lavoro qualche volta avete pensato o affidato il vostro lavoro a qualcuno che ci può stare più in alto di noi? Avete chiesto un aiuto che va al di là delle capacità umane? Assolutamente sì, su questo sono molto sincero. La professionalità che è necessaria per poter svolgere questo lavoro, oltre che la passione per il proprio lavoro, per la propria missione, e questo in realtà non è un lavoro ma una missione, non è sufficiente, nel senso che ci sono dei momenti, soprattutto situazioni di pericolo, no? Dove è determinante anche arrivare in tempo prima che succeda poi l'irreparabile, e sicuramente secondo me come posso dire, inequivocabile, incontrovertibile il fatto che alcune cose si verificano non è soltanto dovuto alle capacità umane, vuol dire che c'è qualcuno là sopra che vigila su di noi, che consente ai nostri equipaggi di intervenire prontamente, di portare in sicurezza le persone e di farlo senza esporre troppo a rischio la propria vita, perché poi si ha la responsabilità anche da parte, penso al comandante di un'unità navale, si ha la responsabilità anche di far sì che gli stessi membri dell'equipaggio, che a loro volta hanno una propria famiglia, rientrino a casa in sicurezza, e quindi sicuramente la presenza di qualcuno da lassù che vigila su di noi è determinante. Tra l'altro abbiamo citato Le Grazie, rimanendo, la vedremo poi da Rapallo, abbiamo Nostra Signora di Montallegro, che proprio in questo periodo, tra l'altro, notizia vuole che proprio da poco è stato così autorizzata la funivia anche di notte, perciò questo vigile che tutta la diocesi di Chiavari sente in maniera particolare, ma
credo a Rapallo ancora di più. Assolutamente sì, tra l'altro proprio all'inizio di luglio ci sono stati anche i festeggiamenti in onore della Nostra Signora di Montallegro e devo dire che ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere personalmente anche Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, che sta facendo un'opera straordinaria di avvicinamento della realtà locale, no? Su tutto l'ampio territorio di giurisdizione, e questo, ecco, è un ulteriore stimolo anche da parte nostra a fare sempre più e sempre meglio, in maniera tale da far sì che ci sia poi quella sinergia anche tra l'aspetto prettamente spirituale e poi la realtà, no? La vita reale, perché sono strettamente correlate le due aspetti. E allora bene, ha citato il nostro vescovo, visto che siamo proprio all'uscita del porto di Chiavari, lo salutiamo perché subito dietro c'è la cattedrale, vediamo anche qua vicino la chiesa di Baccezza. Anche Chiavari ha la sua caratteristica, un porto molto bello, no? Porto molto bello, tra l'altro con la peculiarità di avere proprio alle sue spalle già delle realtà destinate alla balneazione, quindi anche in questo caso possiamo vedere come in sicurezza è possibile svolgere qualsiasi tipo di attività, no? Quindi abbiamo la navigazione, quindi un porto sicuro dove poter rientrare anche per ripararsi da condizioni meteomarine avverse, ma dove accanto si possono svolgere tranquillamente anche le attività balneari e ludico-diportistiche. È una realtà anche questa, come già ho detto prima anche per quella di Lavagna, anche quella di Chiavari è una realtà molto importante dove c'è una grande sinergia. Abbiamo anche qui un altro ufficio locale marittimo, quello di Chiavari, sempre retto da un maresciallo, quindi c'è un comandante del porto che collabora in maniera costante con la direzione del porto, quindi con la società che si occupa di gestire poi gli ormeggi. Sono presenti tutti i servizi, distributori di carburanti, possibilità di ormeggio, ci sono anche delle realtà cantieristiche, una realtà quindi come quella di Lavagna molto complessa e completa, che quindi consente al diportista che si trova ad ormeggiarsi all'interno di poter usufruire di diversi servizi. L'amministrazione comunale anche qui, come negli altri casi, è molto attenta, ne approfittiamo per salutarla. Ecco, accennava prima che appunto il porto di Chiavari, ma penso come tutti, in condizione di tempo avverso uno può rifugiarsi, no? Ecco, questo può avvenire tranquillamente in tutti i giorni, non ci sono dei particolari permessi. Uno arriva dal mare, si entra in un porto, cioè come entrare in un'autostrada, in un parcheggio, in un'area di servizio. Il porto come natura nasce per dare rifugio alle persone che si trovano a navigare nell'alto mare e lo fanno o per condizioni, in casi di necessità primaria, come ad esempio il dover fare rifornimento, acquistare dei viveri e quant'altro, oppure lo possono fare in condizioni di emergenza al verificarsi di un'avaria all'apparato motore, allo scafo o quant'altro. Quindi il porto in realtà, anche se ovviamente sappiamo come sempre che ci sono molte realtà nelle quali ci sono delle attività prettamente commerciali con dei posti barca assegnati che vengono poi affittati, in realtà però non dobbiamo dimenticarci che lo scopo primario è quello appunto di fornire un rifugio, tant'è vero che la normativa nazionale prevede che all'interno dei porti ci siano delle zone destinate al cosiddetto transito, cioè ci deve essere la possibilità per me diportista che voglio appunto accedere alla città di Chiavari attraverso il mare, in questo caso di poter accedere al porto di Chiavari, ormeggiare, stare il tempo necessario, strettamente necessario, perché ovviamente non dobbiamo poi andare ad inficiare la possibilità di chi invece poi paga per avere un posto stanziale, no? Dove poter ormeggiare la propria barca, quindi di poter accedere, come stiamo vedendo ora, per fare un rifornimento di carburante, oppure per acquistare dei viveri o fare una semplice passeggiata, perché ricordiamoci che i porti sono l'ulteriore porta d'accesso ad una città che faccia sul mare, non soltanto la strada ma anche il mare, e quindi il porto deve come sua caratteristica avere quella capacità di accoglienza. Ovviamente ci sono dei limiti oggettivi che sono le dimensioni. È chiaro che in un porto come quello di Chiavari le nostre realtà sono molto piccole, molto limitate, non potranno accogliere navi, trasporto passeggeri, penso a dei traghetti, ma questo per una questione di conformazione morfologica, ma questo non significa che non abbiano le caratteristiche idonee per accogliere invece tutte quelle altre unità che invece sono tecnicamente adatte a poter entrare in sicurezza nel porto. Abbiamo salutato Chiavari alle nostre spalle, qua la zona ancora delle Grazie,
stiamo andando velocemente verso Zoagli e qua è una bella spiaggetta. Sì, assolutamente, è un'altra parte di tratto di costa molto, molto affascinante. Adesso appunto stiamo procedendo in direzione Zoagli, dove salutiamo anche lì l'amministrazione comunale e tutti quanti gli operatori, i balneari, le varie associazioni di categoria. Potete vedere anche che in questa zona abbiamo un altro nostro mezzo in attività. Siamo nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2018, che prevede appunto un'attività di pattugliamento costante in mare e a terra, con delle pattuglie quindi anche a terra. Nel caso specifico abbiamo un mezzo minore che è dislocato nel porto di Lavagna, fa base al porto di Lavagna, e che è impiegato nell'attività di verifica delle unità di porto presenti in zona, in particolar modo sul regolare svolgimento delle attività turistico-ricreative. È un mezzo minore, come vedete ci sono 2 membri dell'equipaggio, quindi come avete visto anche in funzione delle dimensioni delle unità chiaramente cambia anche il numero delle persone che sono imbarcate a bordo. Loro fanno un'attività di pattugliamento tra virgolette preventiva, nel senso che verificano che le unità di porto si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione, ma anche che non si verifichi una situazione di emergenza, perché a volte capita che anche durante questi pattugliamenti, prima ancora che venga avviata la chiamata di soccorso, siamo noi stessi che ci troviamo sul posto in maniera casuale durante l'attività di pattugliamento, quindi penso a un principio di un incendio, magari qualcuno che imbarca è cascato, ha battuto la testa o comunque ha una ferita, necessita di un soccorso e la presenza è molto importante. Le risorse ci consentono di suddividere il circondario in 2 parti, la zona di Levante e la zona di Ponente, dove abbiamo sempre dei mezzi, un mezzo per la zona di Levante e una di Ponente, e delle pattuglie a terra per Levante e Ponente, che poi vengono smistate nelle varie zone in base appunto all'occorrenza, no? Al verificarsi di situazioni di emergenza. Ecco, anche qui averle a disposizione già in mare riduce notevolmente i tempi di intervento. Siamo nel litorale di costa sotto la giurisdizione del comune di Zoagli, altre zone fenomenali, come potete vedere c'è sempre questa peculiarità della costa e ogni tratto ha le sue caratteristiche, molto belle, molto attrattive. Anche in questo caso dobbiamo giustamente salutare, no? Salutiamo tutta l'amministrazione comunale. Zoagli, ricordiamo, la passeggiata sia da una parte che dall'altra è famosa. Sì, è una vista privilegiata, no? Perché adesso noi la stiamo osservando dal mare, ma come sicuramente ben saprete, quando la si percorre da terra, sia in macchina con la propria moto o meglio ancora a piedi, ogni tanto si avverte la necessità di fermarsi, no? per ammirare proprio con attenzione e in silenzio queste bellezze. Anche questa spiaggia, questo mare è delimitato da queste boe gialle, che anche qua c'è il corridoio di lancio. Sì, esatto, qua abbiamo sia il corridoio di lancio che la zona riservata alla balneazione. Infatti vedete là in fondo si vedono delle canoe, quelli appunto sono i mezzi che possono accedere alla zona riservata alla balneazione, che però appunto è distinta da quella destinata alla navigazione. Come dicevo prima, vedete la conformazione della costa qua ovviamente è differente rispetto a quella che abbiamo visto prima verso Santa Margherita, dove c'erano più spiagge una accanto all'altra. Qua ci sono meno spiagge interrotte dalla presenza di scogliere, e quindi ovviamente la delimitazione è stata fatta in maniera molto corretta, limitata a quelle zone dove si riversano la maggior parte degli utenti appunto dalla spiaggia stessa. Salutiamo ancora Rapallo, perché stiamo arrivando a Rapallo e poi andremo dritti verso Santa Margherita nella sede. Sì, stiamo appunto navigando proprio quasi in prossimità del porto di Rapallo, dove abbiamo l'altro ufficio locale marittimo dipendente da Santa Margherita Ligure. Saluto ovviamente l'amministrazione comunale, tutti quanti gli operatori, la realtà portuale. Anche questa è una realtà portuale molto importante da un punto di vista diportistico. C'è la realtà anche del porto Carlo Riva, che accoglie molte unità di porto, tra l'altro anche di dimensioni piuttosto elevate.
un rapporto di collaborazione anche qui sia con l'amministrazione comunale che con la realtà locale, con i pescatori, molto molto proficua, e quindi mi fa molto piacere poter portare il nostro saluto e il saluto di tutti gli uomini e donne del circondario. Ecco, sicuramente in questo mese, ormai Ferragosto è vicinissimo, agosto, ci sarà un'attività superiore, sarà il mese più trafficato di tutto l'anno. Sì, diciamo che questo è il weekend che segna l'inizio del periodo cosiddetto da bollino rosso, come lo si definisce molto spesso. L'operazione Mare Sicuro 2018 in realtà ha avuto inizio a giugno e terminerà a settembre, però questo è chiaramente il periodo di maggiore sforzo per noi, tant'è vero che abbiamo intensificato l'attività di controllo sia a mare che a terra, quindi abbiamo maggiori pattuglie a mare, maggiori pattuglie a terra e maggiori mezzi nautici a mare. Questo proprio perché ovviamente dobbiamo adeguare anche il livello del nostro servizio alla quantità di utenza che poi si ritrova nel Golfo del Tigullio, che vi assicuro è molto molto frequentato, perché oggi ne abbiamo potuto vedere con le varie immagini, no, dal mare, della costa, questa costa così bella e normale, naturale, che poi attiri la presenza di molti turisti che vengono sia da terra che da mare, quindi questo comporta un impegno molto importante da parte nostra, ma sono sicuro che, come è accaduto gli altri anni, grazie alla sensibilità che poi prevale, al buon senso, si riuscirà sicuramente a gestire l'estate nella maniera più serena possibile. Auguriamo buona estate, non so se voi possiamo dire, non sono certo periodi di ferie queste. Ma come dicevo prima, questo è più che un lavoro, è una missione, per cui la bellezza del nostro mestiere è anche quella che ti diverti nello svolgere la tua attività, no? Nel senso positivo, nel senso ci sono tanti impegni, però quella gratificazione che poi hai da parte dell'utenza ti dà poi quella carica, quell'energia per continuare a fare sempre di più e sempre meglio. Ma ne approfitto in questo caso però per ringraziare anche le famiglie, le nostre famiglie, perché visto che ci troviamo soprattutto nel periodo estivo dove appunto molti usufruiscono delle vacanze, a noi è richiesto uno sforzo in più, ma questo sforzo è richiesto anche alle nostre famiglie, che ci supportano costantemente, che fanno tanti sacrifici colmando a volte anche la nostra assenza che si protrae durante l'arco della giornata, perché ovviamente fino a quando non rientrano tutte quante le barche al porto c'è sempre quell'apprensione, la necessità di essere presenti e di verificare che poi ci sia stato un rientro sereno in porto da parte di tutti, e quindi questo comporta essere assenti da casa, e quindi ne approfitto, rubo un attimo questi 2 minuti perché mi sembra appunto giusto, visto che abbiamo salutato e ringraziato tutti, dobbiamo ringraziare anche le nostre famiglie. Soprattutto anche perché è sostegno per ciascuno. Sì, perché oltre alla disponibilità materiale, no? Magari anche al portare avanti quelle attività familiari quotidiane che devono comunque andare avanti anche quando noi siamo in ufficio, c'è anche quel grande supporto morale, no? È un po' la famiglia, io la definisco sempre il nostro porto sicuro, no? Di rientro, nel quale uno rientra per poi ristorarsi, per avere anche quelle rassicurazioni sul fatto che poi i sacrifici che sono stati chiesti non sono fini a se stessi, ma sono appunto orientati nel far sì che si fornisca un servizio di primo ordine all'utenza. Avevamo già accennato a qualche saluto prima, vogliamo anche dire grazie all'equipaggio questa mattina. Sì, assolutamente, saluto i nostri 3 membri dell'equipaggio con il nostro titolare di guardia, tra l'altro, perché oggi svolge il servizio di guardia. Questo equipaggio che vedete ha assunto appunto il servizio stamattina alle 8 e rimarrà presente fino a domani mattina alle 8, quindi tutte le chiamate di emergenza verranno appunto gestite poi da noi con l'impiego di questi tre ragazzi che insomma ringrazio ancora e gli faccio i complimenti perché danno l'anima dalla mattina alla sera, e quindi se poi vedete che determinate cose vanno bene vi assicuro che il risultato è proprio frutto del sacrificio del singolo. Bene, allora grazie tra l'altro all'equipe che, sperando di non chiamare mai il 1530 o il 112 per i soccorsi in mare, ma sono quelli che sono sempre pronti. Allora rientriamo a casa. Sì, rientriamo a casa e salutiamo ovviamente anche la realtà locale, no? Quindi chiudiamo con il saluto con l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure,
la realtà portuale di Santa Margherita Ligure, i pescatori, i balneari, insomma i gestori degli stabilimenti balneari, la realtà cantieristica, tutti insomma che continuino a poter fruire di una stagione serena, potendosi divertire e lavorare sereni durante questa estate 2018. Auguriamo buon Ferragosto, visto che ci siamo ormai vicinissimi. Sì, speriamo appunto nelle condizioni meteo favorevoli e che questo Ferragosto possa essere un Ferragosto di serenità, trascorso in famiglia come meglio si crede, in mare o a terra, ma comunque in serenità. Salutiamo Francesco Galzo dietro alla telecamera, che questa mattina insomma ha girato su questo mezzo più di una volta e in condizione la telecamera sicuramente saranno usciti bellissime immagini. Allora comandante, la saluto, grazie. Grazie della vostra disponibilità e insomma spero di avervi presto nostri ospiti nuovamente. Bene, aspettiamo buone notizie dalla Capitaneria. Assolutamente, assolutamente. Un saluto a tutti e buona continuazione di ferie.